Luca, sto registrando. Vai, va. Aspetta. Cosa sei? Si allena la prima categoria del campo torre di Agropoli rubiamo un attimo alla squadra il mister, ma veloce, per una sola domanda. Il ruolo di questa squadra quest'anno dopo il brillante campionato dell'anno scorso? Speriamo di migliorare la posizione, il risultato raggiunto l'anno scorso. Siamo arrivati terzi nel girone, poi siamo arrivati secondi in Campania. Secondi, abbiamo verso la finale playoff. Con il Cervinara. Con il Cervinara fuori casa. Questa è la squadra che ha più agropolesi, giusto? Quasi tutti i ragazzi agropolesi. Una rosa di 20 persone, di cui 17 sono agropolesi veraci, altri tre ragazzi che sono comunque di zone limitrofe ad Agropoli. Noi consideriamo agropolesi al 100% anche loro. Questa è una cosa molto importante e so che anche il presidente Cerruti applaude questa vostra iniziativa. Sicuramente. Il derby col San Marco. L'US Agropoli ci ha sostenuto già dall'anno scorso in tutti i modi possibili. Di questo ringrazio il direttore Magna e il presidente Cerruti. Farete il derby col San Marco? Sicuramente. Sperando questa volta che, oddio, lasciategli qualcosa, avete vinto 2 partite. Ci sono pure le telecamere, facete vedere che avete No, non è il caso. Non mi sembra il caso. Va bene. Sfottiamo pure San Marco.